Ciao a tutti amici di Matto Scacco, bentrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova partita dove protagonista di questa partita sarà la giocatrice indiana che sta facendo tanto parlare di lei, Vaishali. 2450 punti per lei contro il suo avversario 2600 punti, prossimo ai 2600 punti, ossia il grande maestro Bokidov, che anche lui non è poi così grande. Stiamo parlando di due giovanissimi dove il bianco fa parte di questa nazione, l'India, che attualmente è riconosciuta essere la nazione più forte in assoluto. E4 per il bianco, C5 per il nero, apertura siciliana, vediamo un po' com'è andata. E6 è una mossa abbastanza elastica per il nero. Il nero il più delle volte vuole cercare durante il corso della partita di raggiungere l'obiettivo primario, la spinta in D5, che nella siciliana è considerato lo sviluppo e l'obiettivo migliore, più facile e corretto da eseguire. In questa posizione il bianco continua con D4 finché non arriva la prima sorpresa, H3. Come vedete da frecce che ho colorato, il pedone H3 è chiaramente una spinta di pedone un po' fuori luogo, mi permetto di dire fuori luogo perché in alcune aperture, tipo l'italiana, il bianco gioca H3 per evitare che il nero salti in G4, il nero gioca H6 esattamente per lo stesso motivo. Nella siciliana, la spinta in H3, che tra virgolette ho detto essere prima fuori luogo, in realtà ha delle idee molto cattive. Prima di tutto vogliamo sorprendere la preparazione avversaria, quindi tra professionisti io so in anticipo, cerco di reperire informazioni sul mio avversario e so in anticipo cosa voglia giocare, quindi di conseguenza adatto il mio repertorio contro di lui. Quindi H3, prima sorpresa della partita. H3 a volte vuole giocare subito G4, cavallo C6, catturo, catturo, alfiere D3, cavallo F6 e anche qui un altro momento importante. La tentazione di spingere in E5 è così grande che sono sicuro che la maggior parte di voi, ma anche io stesso, prenderei subito in considerazione questa mossa. Vi do qualche secondo, 3 secondi per dirmi come proseguire. Qualcuno sarà arrivato alla conclusione che questa qui è una mossa sbagliata. Lo scacco in A5 è tipico, è lì nell'aria, ti do scacco in A5, ti difendi, ti mangi il pedone centrale, mi dispiace per te, hai perso il tuo punto più forte. Quindi la spinta in E5 esiste, ma bisogna prepararla. A rocco corto, la mossa del bianco la prepara, D5 conquista il centro e cavallo D2. L'approccio del bianco è abbastanza solido, il bianco non sta facendo non sta creando nessuna complicazione tattica, non sta cercando nessun duello tagliente teorico, ma sta semplicemente sviluppando i propri pezzi per coordinare spazio e per occupare spazio al centro. Alfiere 7 mossa di sviluppo, dunque pedone B3, arrocco e alfiere B2. In questa posizione, altra particolarità su questa spinta laterale da parte del nero. Dovete sapere che i pedoni più esterni, in particolar modo il pedone A e il pedone H, e durante il corso della partita, se restano isolati, dovrebbero andare in avanti semplicemente per conquistare dello spazio. Quindi questo pedone, se il nero abbia la possibilità, lo spinge in A5, se può lo spinge in A4. Anche se dovesse perderlo non sarà mai un problema, perché vorrebbe dire aver rovinato la struttura pedonale. Pedone A5, pedone A4, quindi cavallo D7 e torre 1. Il bianco continua a giocare mosse solide, non si vuole sbilanciare, non vuole giocare E5, ma vuole aspettare di capire cosa voglia fare il suo avversario. Alfiere F6, semplificazione dell'alfiere, cattura cavallo F3. In questa posizione, se dovessimo dare una valutazione o comunque se vi dovessi chiedere quali sono i temi che mi vengono in mente per il bianco per come gestire questa posizione, magari qualcuno dirà sicuramente la spinta in E5 con idea e obiettivo di attaccare H7. Qualcun altro potrebbe dire ok, voglio cercare di creare un pedone libero. La partita prosegue, alfiere A6, cattura D5, lui riprende e alfiere per A6. Sono sicuro che qualcuno avrebbe detto beh, gioco cavallo D4, gli creo il trappolone e la partita si conclude dopo la cattura. Quindi lui cattura, alfiere per H7, tipica trappola, però stiamo parlando di giocatori fortissimi che fanno parte dell'elite mondiale. Una mossa come cavallo D4 potrebbe avere un significato senz'altro con idea di occupazione della casa B5. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale?
Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. In partita è andata così. Alfiere per A6, catturo, pedone C4, occhio, i pezzi non difesi sono sinonimo di iniziativa per il nostro avversario. Effettivamente l'attacco sul cavallo di 7 esiste indirettamente da parte della donna e quindi torre di 6 sulla scacchiera. Donna di 2, attacco indirettamente la torre, ti attacco quel pedone che lì da lontano non è più difeso da nessuno e cavallo C5 cerca di creare controgioco. Adesso siamo nel pieno di una questione di calcolo, perché è vero che io posso mangiare a 5, tu mi puoi catturare B3, a quel punto devo spostare la donna e vediamo un po' chi ha calcolato meglio. Il bianco ne esce meglio, cattura, subisce il doppio, un doppio finto perché dopo donna B4 ti attacco questa torre e quando il nero è costretto a catturare perché si trova anche con il cavallo sotto attacco e la torre all'angolo, la partita continua in questo modo. Come proseguire? Cosa minaccia torre B1 perché il nero non cattura in C4? L'idea di torre B1 è abbastanza furba, quanto affascinante, quanto carina e quanto frutto della genialità del bianco, perché su questa cattura questo cavallo è diventato una macchia nera nello spazio del bianco, quindi ci sono temi per intrappolarlo. A questo aggiungo che c'è un'altra idea molto interessante, che è questa, guardate che bella, torre B8, attacco 2 volte la torre, e se tu mi catturi ti do il matto del corridoio, e il problema è che se non mi catturi ti do matto lo stesso. Quindi doppia idea. Su torre B1 la minaccia torre B8 è grave, quindi donna D8 è obbligata, e il calcolo profondo e corretto della giocatrice con il bianco gli ha permesso di creare il primo pedone libero, e il primo di una lunga serie. Cavallo A3, torre B7, cavallo C4, cambio le donne e occhio al pedone C6. Il pedone C è già pronto a promuovere se questo cavallo dovesse andare via in giro per la scacchiera, tipo qui, il bianco vince con C7, attacco alla torre che si sposta davanti, ma torre B8 promuoverebbe immediatamente. E allora, dopo il cambio delle donne, tornando appunto alla partita, il cavallo è costretto a mantenere un ruolo difensivo perché raggiunta questa posizione sarà l'unico che avrà il compito spiacevole di bloccare la promozione del bianco. Se il nero si ritrova in posizione passiva, il bianco cerca di attaccarlo, cerca di attaccare quel cavallo, dunque cavallo D4 per saltare in B5 e dopo pedone D4 il controgioco, tentativo di controgioco del nero sarà soltanto la promozione del pedone D. Ma da bianco conosciamo benissimo la regola del quadrato e sono sicuro che anche voi la conoscete, quindi se dobbiamo bloccare questo pedone, chi meglio di un re che si porta molto vicino a lui. La partita è continuata in questo modo, pedone F6, il nero un po' rassegnato, si ritrova di fronte a un pedone A, il secondo pedone libero destinato alla promozione e dopo qualche altra mossa la partita si conclude. In questa posizione, dopo 35 mosse, Vaishyali e maestra internazionale indiano, la ragazza più forte del torneo del Qatar, riesce a battere Vokidov e 2600 grande maestro giovane con 2600 punti. Rivediamo rapidamente la partita. Apertura siciliana, cavallo F3, D4, cambia il centro, pedone A6, H3, prima sorpresa, cavallo C6, dopodiché tutte le mosse che ha fatto il bianco sono mosse abbastanza solide. Come vedete non ha cercato un duello tattico, un duello teorico, ma ha semplicemente sviluppato i propri pezzi in modo abbastanza tranquillo. Sappiamo noi, perché lo dicevo prima e sicuramente lo sa anche lei, che i pedoni laterali devono essere bloccati, quindi la spinta del pedone in A4. Torre 1 sulla scacchiera, dunque alfiere F6, semplifico tutto per poi ritrovarmi in questa posizione. Dal punto di vista tattico, come avete visto, il bianco ha conseguito, ha ottenuto questa piccola iniziativa che poi ha mantenuto durante il corso della partita. Quindi, andata la partita in questo modo, sono tutte mosse obbligate. Donna B4 attacca 2 pezzi, tu mi mangi la torre, ti mangio la torre, e quando il cavallo rientra in gioco, torre B1 minaccia di vincere. Questo torre B8 sarebbe potentissimo, vincente e immediato. Quindi donna D8 mi creo il primo pedone libero e tra qualche mossa mi creerò anche il secondo pedone libero. Raggiunta questa posizione al bianco non resta altro che rimuovere il cavallo difensore, colui che regge tutto, e quando ci riusciamo la partita si conclude.
Dopo questa posizione il cavallo torna in B5, il nero si rassegna, dalla mano vince il bianco. Ciao a tutti e al prossimo video.